Autonomia del Veneto a 3 giorni dall'anniversario del referendum, il punto della situazione con il ministro Erika Stefani e il rischio di un nuovo fronte critico con il Movimento 5 Stelle. I ministeri non della Lega hanno chiesto verifiche e dice siano veloci. Violenta aggressione ai danni di una donna che ieri notte ha sorpreso un ladro che tentava di entrare nel suo garage a Campo San Piero, malvivente bloccato. Rapine violente, bersaglio ai commercianti, i carabinieri arrestano tra le province di Venezia e Treviso la banda di rapinatori che agivano mascherati nelle tabaccherie. Maxi evasione fiscale denunciato dalla Guardia di Finanza un pensionato vicentino meccanico specializzato nelle auto d'epoca e sportive. A Padova chiesti 42 rinvii a giudizio per un presunto giro di mazzette pagate da alcuni impresari dalle onoranze funebri agli operatori dell'obitorio dell'ospedale. Sindacato pronto alla mobilitazione sul futuro dei lavoratori di Pasta Zara, Riesepio X, a dirlo è riconfermato il segretario generale della CGIL trevigiana Giacomo Vendrame. Sport volley, 3 stelle dell'Imoco Conegliano tra le azzurre della nazionale che ha conquistato l'accesso alle finali dei mondiali, domani ci si gioca all'oro con la Serbia. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e in primo piano parliamo della Autonomia del Veneto. Mancano 3 giorni al 22 di ottobre, data storica per il Veneto, la data del referendum che ha portato oltre 2 milioni di veneti a dire sì, un plebiscito per il referendum giusto un anno fa. E allora il punto di situazione con il ministro per gli affari regionali e per l'autonomia Erika Stefani parte da un presupposto, parte dalle verifiche, dice, le richieste di verifiche, di approfondimenti richieste da ministeri non della Lega, da ministeri del Movimento 5 Stelle. Si parte da qui per il punto della situazione sull'autonomia. Sentiamo. Il traguardo è lì, in vista, ma per arrivare al filo di lana ci vorrà ancora del tempo. È la corsa dell'autonomia del Veneto, che fra 3 giorni celebra un anno dal plebiscito del sì, con oltre 2 milioni di veneti alle urne per dare il via alla rivoluzione. Un percorso a tappe con un filo diretto da Venezia, il governatore Luca Zaia, a Roma, il ministro Erika Stefani, ma anche un percorso in cui non sono mancati e non mancano gli ostacoli fuori dal Veneto. Sulla base di quel lavoro fatto ho presentato una bozza di intesa al Presidente del Consiglio. È vero che io speravo che si potesse arrivare magari a coronare, era un sogno anche di poter coronare la firma dell'intesa proprio nel giorno dell'anniversario, però purtroppo devo annunciare che questo non potrà avvenire, in quanto alcuni ministeri che non sono della Lega hanno ritenuto di chiedere degli approfondimenti, degli esami ulteriori su quelle che sono richieste di autonomia, delle valutazioni. Io mi attendo che possa essere fatto questo riscontro anche in un termine anche breve per poter così concludere quello che è una giusta e legittima richiesta che è stata fatta dai veneti, da noi tutti, che è stata confermata da un grandissimo referendum. Dunque richieste di approfondimenti dei ministeri in capo al Movimento 5 Stelle. Sarà da capire se e come potrebbero creare un nuovo attrito dopo il caso Pedemontana. E l'aria burrascosa di queste ore in seno al governo giallo-verde sulla manovra del condono non aiuta, anche se per Stefani l'autonomia è un valore di tutti. Ritengo che l'autonomia sia un qualcosa che va oltre, perché l'autonomia, per come l'abbiamo strutturata, non comporta oneri di finanza. L'intesa non comporta oneri di finanza e la legge che recepisce l'intesa non comporta spese per lo Stato. Intanto l'asse Zaia-Stefani va avanti con la richiesta ribadita delle 23 materie e risorse derivate dal gettito IVA-IRPEF come strumento di svolta. Cioè quello che è il costo che sostiene il governo e lo Stato per quella competenza a livello regionale. Poi, e questa è la grande rivoluzione, e la grande rivoluzione che sarà anche per il futuro, per migliorare veramente non solo il rapporto Stato-Regioni, ma per migliorare l'efficienza delle regioni, ed è arrivare ai cosiddetti costi e fabbisogni standard. Quello è il grandissimo obiettivo, ovvero le regioni devono pagare i servizi, devono pagare e sostenere dei costi che devono rientrare a quello che è un parametro che deve essere stabilito a monte. Altrimenti si rischia continuamente di avere degli sprechi, delle male gestio che non fanno nient'altro che male non solo alle casse dello Stato e della Regione, ma fanno male ai cittadini. Ancora la politica, ma ci spostiamo sul fronte del Partito Democratico. È iniziata oggi a Firenze fino a domenica la Leopolda e c'è anche un pezzo di Veneto e di Nord-Est
sotto la lente di ingrandimento della Leopolda, con 3 tavoli tematici che saranno condotti da Sara Moretto, Roger Domenech e Alessia Rotta, 3 deputati veneti che condurranno quindi altrettanti tavoli legati ai temi cardine per questo territorio, in un contenitore chiamato Futuro, passaggio a nord-est, dal fisco, lo sviluppo, passando per l'impresa, l'artigianato e il lavoro, senza dimenticare il delicato tema della comunicazione. Questi i focus sui quali si concentreranno nell'abituale schema della Leopolda i gruppi di approfondimento, tra i quali appunto sbarca anche il Veneto e il nord-est. Dalla politica alla cronaca adesso, e partiamo da una violenta aggressione, uno schema purtroppo già visto tante volte, una persona, in questo caso una donna, che scopre il ladro in garage e il ladro purtroppo reagisce. Accade a Campo San Piero. Picchiata a sangue dopo aver sorpreso un uomo che tentava di entrare nel suo garage a Campo San Piero. La violenta aggressione è scattata attorno alle 22 di giovedì notte. Lei, una donna di 42 anni, era uscita a controllare dopo aver sentito dei rumori provenire dall'esterno del suo appartamento, ma la reazione del malvivente scoperto non è stata la fuga. Il ventenne di origine marocchina, che ora dovrà rispondere di tentata rapina impropria e lesioni, ha reagito rabbiosamente, si è scagliato contro la padrona di casa, colpendola ripetutamente e con forza, una raffica di calci, pugni e schiaffi ai quali la donna ha tentato di sottrarsi inutilmente scappando verso casa. Il giovane però è riuscito a raggiungerla e sono stati nuovamente attimi interminabili di terrore e violenza. Le urla d'aiuto della vittima sono state però sentite da alcuni residenti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. 2 pattuglie dei carabinieri sono partite da Campo San Piero e da Trebaseleghe. A quel punto è stato l'aggressore a tentare la fuga, nascondendosi in un bar poco distante dove è stato raggiunto e fermato dalle forze dell'ordine. La prognosi per la vittima dell'aggressione è di 20 giorni. E adesso l'operazione dei carabinieri di Venezia, che hanno arrestato i restanti componenti di una banda che assaltava i negozi, le tabaccherie nello specifico, con metodi anche violenti e mascherati. Parte seconda dell'operazione Arancia Meccanica. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia con i colleghi di Porto Gruaro hanno arrestato Angelo Abatascianni, 30enne di Spinea, e Michael Innocenti, 24enne trevigiano, componenti di una banda criminale ritenuta responsabile, insieme ad altri 2 in carcere da febbraio 2018, della rapina in una tabaccheria avvenuta a San Stino di Livenza il 6 febbraio 2017. Come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, in 3 sono entrati indossando le maschere di Anonymous, mentre il quarto aspettava nell'auto. Hanno puntato un'arma contro il titolare facendosi consegnare i soldi. 2 minuti, un bottino di 5.000 euro. Con le indagini si è poi scoperto che le maschere erano state acquistate poco prima a Torre di Mosto. Una è stata ritrovata proprio nell'auto abbandonata. La maschera è stata rinvenuta all'interno dell'autovettura oggetto di furto poco prima nelle vicinanze di San Stino di Livenza. La maschera poi è stata inviata al RIS e tramite delle tracce biologiche e quindi il riscontro è stato possibile risalire all'autore della rapina. Era un rapinatore, come si può dire, seriale, e quindi gli elementi erano già presenti nelle banche dati delle forze di polizia. Si chiude dunque il cerchio sul gruppo composto da 5 persone, oltre ai 4 di origine veneta, un minorenne rumeno, indagati a vario titolo per aver commesso altre 7 rapine in terraferma, spesso molto violente. Riteniamo che comunque a vario titolo possono essere gli autori delle rapine, alcuni di questi nelle zone della terraferma veneziana nel periodo che va da dicembre 2016 e il primo periodo dell'anno del 2017. Secondo le intercettazioni telefoniche, queste rapine però non erano abbastanza. Dall'attività di intercettazione telefonica è emerso la volontà di questi soggetti di aumentare la loro attività criminale, in modo particolare aggredendo i bancomat mediante l'esplosivo. Ancora una cronaca con un tragico incidente stradale avvenuto a Belluno. Un autotrasportatore veneziano è la vittima, Ivano Bonaldo, 61enne, residente a Tessera ma originario di Chioggia. L'uomo, che era alla guida di un camion, per evitare l'impatto con un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e pare avesse improvvisamente invaso il suo senso di marcia,
ha sterzato finendo contro il parapetto di un ponte, come vediamo nelle immagini, un ponte che ha ceduto sotto il peso del mezzo finito nel greto del torrente. L'autotrasportatore veneziano è morto sul colpo, l'autista dell'auto, un 44enne di Longarone, colto da malore, è stato portato all'ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Belluno che hanno operato sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del SUEM. Ancora la cronaca, ci spostiamo però nel Vicentino, un pensionato ufficialmente, apparentemente tranquillo, in realtà con una doppia vita. Sentiamo. Il pensionato Doro vive nel Vicentino, ma a casa sua ha messo in piedi una bella attività redditizia che è la sua passione. Vende componenti di auto da competizione ed epoca. Interessante, peccato che per il fisco non esista. I clienti invece lo sanno e non mancano. Un giro enorme di appassionati di auto che arrivano da ogni parte d'Italia e persino dall'estero in cerca di pezzi di ricambio altrimenti introvabili per le proprie macchine di lusso. Il passaparola è l'anima di un commercio florido e così la voce arriva anche agli investigatori delle Fiamme Gialle di Rovigo, che iniziano un'indagine che in 2 anni punta i fari sull'attività del pensionato vicentino tra il 2011 e il 2017, ipotizzando una base imponibile sottratta a tassazione per circa 2 milioni di euro. Informazioni e prove vengono portate alla Procura di Vicenza, che iscrive il pensionato nel registro degli indagati con l'accusa di omessa presentazione della dichiarazione. Scatta così una perquisizione nell'abitazione dell'uomo con l'ausilio dell'unità cinofila. Qui gli uomini della Guardia di Finanza sequestrano un fucile a doppia canna detenuto illegittimamente, 40.000 euro in contanti, un PC portatile e diversi documenti. Viene anche accertata la presenza di 2 lavoratori in nero. Successivamente, a titolo probatorio, vengono sequestrati anche 4 conti correnti bancari per 18.000 euro, 3 depositi titoli per 107.000 euro, quasi 2 kg di gioielli custoditi in una cassetta di sicurezza, fondi comuni di investimento e polizze vita per 3.900.000 euro. Il supermeccanico in pensione è stato denunciato. A Padova invece chiesti 42 rinvii a giudizio per il presunto giro di mazzette pagati da alcuni impresari delle onoranze funebri agli operatori dell'ospedale. L'indagine sul giro di presunte mazzette pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri agli operatori dell'ospedale di Padova addetti alla vestizione e alla conservazione delle salme all'obitorio si è conclusa con la richiesta del giudizio per 42 persone accusate a vario titolo di corruzione, truffa e falso. Gli avvocati di alcuni imputati hanno chiesto che il reato di corruzione venga derubricato in concussione per induzione. A detta dei legali, i titolari delle ditte di pompe funebri sarebbero stati vittime di un sistema corruttivo costruito da dipendenti pubblici. L'ipotesi di accusa è che le ditte di onoranze funebri abbiano pagato in contanti, ogni volta fra i 30 e i 40 euro, gli addetti infedeli che svolgono i servizi di vestizione e conservazione delle salme per evitare di versare il ticket di 75 euro alle casse dell'ospedale. La difesa di alcuni imprenditori ha puntato sulla coercizione imposta da un ricatto dei dipendenti dell'ospedale. La decisione del giudice arriverà il 13 dicembre prossimo. Lasciamo la cronaca adesso, sono 300.000 circa i lavoratori del commercio in tutta la regione, quasi 1 su 5 è interessato dal lavoro domenicale. Bene, ora anche chi ha sempre avversato questa pratica e si è dibattuto molto sulle aperture domenicali, ora si dice preoccupato delle possibili ricadute occupazionali dello stop annunciato dal governo. Dopo anni di proteste contro la liberalizzazione delle aperture domenicali introdotta dal governo Monti, sindacati e commercianti mostrano preoccupazione per la volontà manifestata dall'attuale esecutivo di limitare le domeniche lavorative a un massimo del 25%. In linea di principio siamo favorevoli, puntualizza Maurizio Arizzo della CISL regionale, che ha organizzato una tavola rotonda per discutere del tema, ma non si può pensare di cancellare gli ultimi 7 anni con un colpo di spugna legislativo. Oggi per molti esercizi commerciali di piccole dimensioni chiudere ogni domenica significherebbe la fine della loro attività. Credo che anche chi era contrario oggi si renda conto che i competitor, il vero competitore non è solo la grande distribuzione che ha fatto leva in questi anni, sono proprio l'e-commerce. Il sistema va riformato, sostengono dal sindacato, in accordo con le categorie e gli enti locali. Una quantità di domeniche programmate nel territorio con una pari opportunità, quindi su un quadrante a rotazione, quindi come le farmacie sono un servizio essenziale
essenziale, sono calendarizzate con chiaramente aperture e chiusure. Così bisogna fare nel commercio, perché oramai i consumatori hanno dimostrato che i loro bisogni, il loro volere, la loro capacità di interesse e di consumo lo si fa anche alla domenica. Va pensata una revisione della legge, riducendo ovviamente le aperture domenicali, ma assegnando le competenze alla Regione, che attraverso la concertazione può meglio definire quali sono le esigenze delle imprese e dei territori per una programmazione quindi che sia rispondente, diciamo, alle richieste che emergono da quel territorio sia dal punto di vista economico che valoriale ed etico. Salomoniche le conclusioni del direttore di Confesercenti Veneto Maurizio Franceschi. Si potrebbe ragionare sulle 20 domeniche all'anno, insomma da qui si può scendere un po', si può salire, ma insomma un punto di riferimento potrebbe essere questo. E ora l'odissea dei lavori infiniti del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, con i giudici che per la seconda volta danno ragione al Comune. La ditta Vardanega deve pagare €500.000 tra danni e spese processuali. È una ottima notizia per la città, perché il Tribunale di Vicenza ha confermato per la seconda volta che le motivazioni tali per cui il Comune di Bassano del Grappa ha rescisso il contratto in danno con la ditta Vardanega, che doveva restaurare il ponte ma non l'ha restaurato, è assolutamente motivato. Partita del ponte, Comune Vardanega 2-0, purtroppo una partita per niente piacevole da giocare, visto che sul piatto c'è un monumento simbolo della nostra città riconosciuto a livello internazionale e ci sono i soldi dei bassanesi, tanti, per quanto riguarda le spese per i lavori di restauro del grande malato del Ponte Vecchio. Arbitri assoluti per ben 2 volte i giudici del Tribunale di Vicenza. Questo ci permetterà di entrare in possesso di €453.000 che avevano chiesto proprio come quantificazione del danno. Non è tutto. La ditta è condannata anche a pagare le spese processuali edilite per altri €20.000 più IVA al Comune e altri circa 11-13.000 euro di spese processuali più IVA nei confronti della compagnia di assicurazione che deve darci i soldi per conto della ditta Vardanega. Anche voi vi togliete qualche sassolino dalla scarpa? Ma direi proprio di sì. È anche una soddisfazione politica nei confronti di chi esplicitamente, consapevolmente o inconsapevolmente ha lasciato intendere o ha detto apertamente che in realtà i problemi non li stava creando Vardanega, bensì li stava creando il Comune o altre eventualità di cui non si capisce la natura. Beh, insomma, i giudici hanno detto esattamente il contrario, hanno messo per filo e per segno tutte le inadempienze che questa ditta ha in qualche maniera fatto proprie durante quei 15 mesi di cantiere e ha dato conferma a tutte le risposte che il Comune ha dato su ogni tipo di inadempienza o di ritardo, dicendo effettivamente il Comune ha avuto pieno titolo a stracciare quel contratto dalla parte della ragione e oggi ha pieno titolo di portare a casa questo €500.000. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta per parlare di diritto di cronaca e dei nemici del diritto di cronaca. Si è parlato di questo oggi a Padova, si sono confrontati i giornalisti a Padova contro ogni limitazione del giornalismo di qualità e del giornalismo indipendente. Sentiamo. A chi fa paura la stampa libera? L'informazione è sotto tiro? Cosa sta succedendo? Il diritto di cronaca e i suoi nemici è l'iniziativa lanciata dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e messa in campo a Palazzo Moroni a Padova dal sindacato e dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Quando si incomincia a dire chiudiamo il fondo per l'emittenza vuol dire chiudiamo le emittenti locali, chiudiamo il fondo per editoria, chiudiamo i piccoli giornali. È un modo minaccioso di affrontare la libertà di informazione. La libertà di informazione è tale se le voci crescono e sono diverse tra di loro. Quando c'è il rischio di un grande balcone mediatico dove tutto è omologato, non è a rischio un giornalista o un giornale, ma a rischio la Costituzione. Al centro del dibattito l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di stampa, il pluralismo democratico, il no al linguaggio d'odio e alle bufale, sollecitando un impegno corale anche da parte del mondo politico e della società civile. Soprattutto la piccola emittenza privata
senza fondi rischia di chiudere. Il valore, l'importanza dell'informazione è quando ci sono più voci, la pluralità delle voci, ciascuna racconta magari un aspetto della realtà che altri non hanno visto. Ecco, chiudere voci, chiudere giornali, chiudere televisioni, come da qualche parte si è sentito dire da qualche parte politica, che bello, chiuderanno questi giornali, credo che sia una cosa assolutamente negativa e contro la quale tutti i cittadini dovrebbero opporsi. Il lavoro adesso, i lavoratori di Pasta Zara non sono un'isola all'interno della provincia di Treviso, se necessario ci mobiliteremo con spirito di solidarietà anche attraverso altri soggetti, pensionati compresi. L'ho detto oggi il segretario generale della CGIL di Treviso, Giacomo Vendrame, che è stato proprio rieletto oggi a margine del congresso, appunto con la sua rielezione. Per Vendrame attualmente nella Marca trevigiana la situazione del gruppo della pasta di Riesi Pio X è l'unica di rilievo con una scadenza a breve. Ho apprezzato molto, ha detto, la proposta giunta dalla SPCGIL, cioè dai pensionati, relativa alla disponibilità di tutti i pensionati a intervenire a un'eventuale assemblea aperta che le categorie elementari delle sigle sindacali impegnate nella vicenda volessero riconvocare. Dunque il focus su Pasta Zara da parte della CGIL di Treviso, appunto, per il futuro dei lavoratori dello storico marchio di Riesi Pio X. Adesso invece il sogno, e cambiamo decisamente argomento, il sogno che è anche un po' della Marca trevigiana, perché è un sogno mondiale, quello della finale dei mondiali di volley, la nazionale impegnata domani contro la Serbia, e c'è anche un pezzo dell'Imoco Conegliano in quella squadra. Un urlo e un abbraccio liberatorio, l'Italia della pallavolo femminile è in finale, una finale firmata anche Imoco Volley. La nazionale entra nella storia, dopo 16 anni torna a giocarsi domani l'oro al mondiale. Grazie alla vittoria contro l'ostico avversario della Cina in un match combattuto palla su palla, punto dopo punto, le ragazze di coach Mazzanti hanno portato a casa un risultato strepitoso. In campo c'era anche un pezzo di Imoco Conegliano, ben 3 le ragazze che vestono la maglia azzurra e che sono state fondamentali per la vittoria finale. Provvidenziali i salvataggi di Monica De Gennaro, indispensabili i punti giocati da Anna Danesi e poi la grinta di Miriam Silla, che a fine gara non contiene la gioia per il traguardo raggiunto. Non ci credo ancora, mi sembra un sogno, non svegliatemi vi prego, bellissimo, non so cosa dire, perché è stata una partita non combattuta di più. A trascinare le ragazze del volley alla finale mondiale Davide Mazzanti, anche lui porta in nazionale un pezzo di Imoco. Il coach infatti si è seduto sulla panchina azzurra dopo aver fatto delle Pantere di Conegliano una delle squadre più forti d'Italia. Conquistato il 3-2 che ha chiuso la partita con la Cina, Mazzanti mantiene i piedi per terra, già concentrato sulla partita di domani contro la Serbia, che aveva sconfitto le azzurre nell'ultimo incontro della Final Six, e il primo pensiero nel post gara va proprio all'altra finalista. Ho pensato, devo preparare la Serbia. No, contentissimo, però non sono nemmeno uscito dalla partita. Sono felice di stare in questa sensazione qua, perché credo che il sogno è ancora più avanti. E di sport si parla questa sera anche a 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, per parlare della De Longhi Treviso Basket, che domenica affronta la Fortitudo Bologna. Lo facciamo con il coach Max Menetti e il direttore sportivo Andrea Gracis. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori, tuttavia al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni degni di nota. Più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature invariate con minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto al mattino, specie sulle aree costiere, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile, non sono attese piogge. Via via più soleggiato col passare delle ore. Temperature stazionarie con minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 23 gradi.
Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione al mattino, ma in genere senza fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature stazionarie molto miti, con minime tra 5 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.